Un piccolo spiraglio si è aperto nella vertenza delle 100 imprese siciliane creditrici della CMC di Ravenna e i 2.500 dipendenti senza stipendio né tutele, al termine della manifestazione di protesta di ieri a Catania davanti alla sede di rappresentanza della regione siciliana. L'assessore alla salute Ruggero Razza, ricevendo una delegazione, ha annunciato che il governatore Nello Musumeci sarà oggi a Roma, al Ministero delle Infrastrutture, dove spera di essere ricevuto anche dal ministro Danilo Toninelli, mentre a Palermo l'assessore alle infrastrutture Marco Falcone riceverà le imprese. Il governo regionale, riferisce il comitato creditori CMC, conferma di aver individuato delle risorse con cui pagare crediti delle imprese affidatarie della CMC, ma per utilizzarle occorre una norma nazionale che ne autorizzi la variazione d'uso. Il governo regionale sostiene che, così come accade a noi imprenditori, già da un mese chiede di essere ricevuto dall'esecutivo nazionale per affrontare questa emergenza, senza però aver ricevuto ancora una risposta. Bisogna chiarire una volta per tutte, conclude il comitato, che una cosa sono i 185 dipendenti diretti della CMC ai quali è stato garantito tutto, stipendi e la cassa integrazione. Altra cosa sono invece 2.500 dipendenti delle imprese creditrici che hanno realizzato i lavori senza ricevere soldi per ben 20 mesi e dei quali nessuno finora si è occupato. Queste maestranze, che non sono di serie B, sono rimaste senza reddito e senza alcuna tutela. Ed ancora, ribadisce il comitato, è inutile nascondersi dietro un dito. Se a questa gente disperata non viene pagato quanto spetta per il pregresso, non gli si può chiedere loro di tornare al lavoro.